12 maggio, buongiorno, bentrovati per l'edicola del nostro TG Plus, l'informazione che diamo tutte le mattine seguendo le pagine e le prime pagine dei giornali del Veneto, naturalmente per provincia. Andiamo su Padova, questa mattina subito sul Mattino di Padova con il titolo principale: digiunare fa male ai bambini. I pediatri dell'università, dopo le parole della Viola, saltare la cena è pericoloso per i giovanissimi. La professoressa indicato per persone adulte, ma sono i bambini quelli che si sentivano almeno dire una volta a letto senza cena, quindi le cose forse gli errori venivano fatti un tempo. Ma altre cose, soprattutto nelle varie fotonotizie: maltempo, allagamenti e frane. È sotto agli occhi di tutti la pioggia battente e i problemi che stiamo avendo. 3 risse in discoteca la sera dell'aggressione, il sedicenne picchiato. L'inchiesta si va avanti anche con quella notizia: perse in 3 anni 1200 imprese, ma gli occupati sono in aumento. Novità a Padova per le pazienti seno naturale dopo il tumore. Questo diciamo che è un po' quello. Poi ci sono notizie di sport, come vedete, ma andiamo sul Gazzettino, dove c'è, diciamo, la notizia del giorno, trattata anche dalle televisioni ma un po' da tutti i giornali. Lite dietro la chiesa, finisce a coltellate, ucciso un 17enne. Era uscito di casa salutando la mamma, che poi l'ha trovato morto, e purtroppo si è vista anche la scena. Accorsi i carabinieri, poi si farà luce su questa faccenda, ma sono dei coetanei. Polizia e RAI intese sulle nomine, il governo scioglie il nodo. Designati Pisani e Sergio, è stato raggiunto anche l'accordo su De Gennaro alla finanza, ma queste sono le notizie che il Gazzettino mette di carattere nazionale. Torna l'inverno, mezzo metro di neve, vedete nella fotonotizia. Così pure nel Corriere, sul Corriere del Veneto, la prima pagina: studente di 17 anni ucciso dopo una lite, fermato un coetaneo. A Macerata sul Piave è successa questa cosa. Poi case ai ragazzi, no ai turisti, lo scrive il Corriere del Veneto. L'assessore Donazzan: serve una stretta sugli affitti brevi, più tasse a chi li applica. E da Cortina alla Marmolada nella fotonotizia: nevicate come d'inverno, ticket d'accesso solo in pochi giorni. E questa è una situazione che comunque verrà spiegata nel corso anche dei prossimi giorni. Andiamo invece a vedere la primissima pagina di Notizie Plus. Pink Run, domenica la 14ª edizione. Sapete, la corsa in rosa che ormai si fa in più comuni, ma Pink Run ha avuto la sua invenzione proprio a Padova. Vigo Novo, c'è stato lo sciopero dei lavoratori Collant. Anche qui queste faccende che continuano ad andare avanti e probabilmente non si fermeranno. Ecco, è tutto per la rassegna stampa delle prime pagine di Padova. Poi naturalmente anche spazio alle altre edizioni.